Fidanzato killer in preda ad un raptus uccide una giovane ragazza di Favara, avrebbe confessato e tentato il suicidio. Le restrizioni dureranno anche per aprile, sono arrivati i soldi ai comuni, appello al taglio delle tasse, in aumento i prezzi ai supermercati, anche l'ospedale di Agrigento curerà i pazienti positivi, lanciata la proposta di esaminare il sangue e non le mucose. Dopodomani 2 aprile, giornata dell'autismo, prende piede un'iniziativa virtuale. Secondo quanto fatto sapere dall'Arcidiocesi di Agrigento, tutte le celebrazioni saranno trasmesse in streaming e ai fedeli è chiesto di unirsi alla preghiera nelle proprie abitazioni. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura il femminicidio di Loredana 40, 27 anni, una giovane ragazza di Favara uccisa dal fidanzato. C'è il servizio. Femminicidio a Furcisiculo, piccolo paese nel Messinese, dove una giovane aspirante medico di Favara in provincia di Agrigento, Loredana 40, 27 anni, è stata strangolata dal fidanzato, anche lui studente in medicina dell'Università di Messina. L'assassino si chiama Antonio De Pace, calabrese di Vibo Valentia. Lui avrebbe soffocato la donna al termine di una lite e poi avrebbe avvertito il 112. Il brutale femminicidio sembrerebbe avere un movente passionale. Il fidanzato, in preda a un raptus dopo aver ucciso la sua donna, in un secondo momento avrebbe tentato di suicidarsi tagliandosi le vene, non riuscendoci. Il tutto all'interno dell'appartamento che condividevano in via delle Mimose. Allora ha chiamato i carabinieri e con poche ma agghiaccianti parole avrebbe confessato il delitto. Venite, ho ucciso la mia fidanzata. Quando i militari sono intervenuti lo hanno trovato in uno stato confusionale. Sul posto investigatori e medico legale. L'arrivo dei militari gli ha salvato la vita. L'omicida è stato trasportato nel più vicino nosocomio, dove adesso è stato di fermo e piantonato dai militari dell'Arma. L'inchiesta è coordinata dalla Procura di Messina, guidata dal procuratore Maurizio De Lucia. Ad occuparsi del caso i carabinieri della compagnia di Taormina. Il sindaco Matteo Franciglia ha dichiarato: è un dramma nel dramma, siamo sconvolti, la nostra comunità è da sempre in prima linea nel contrasto alla violenza di genere. Abbiamo anche istituito in passato un centro di ascolto. Chi si macchia di simili gesti, ha concluso il sindaco del piccolo comune, deve marcire in galera. Chiaramente la comunità stamattina si è risvegliata sconvolta, perché già viviamo un momento drammatico per questo coronavirus. Si figuri a prendere una notizia di prima mattina del genere, chiaramente crea uno stato confusionale all'interno dell'intero comune. Per cui io mi sono precipitato subito sul posto per capire cos'era successo. Lì ho trovato subito l'Arma dei Carabinieri, molto ovviamente bravi, professionali nel cercare di portare avanti queste indagini. Ringrazio il capitano Arcangelo Maiello per lo straordinario lavoro che sta facendo nel nostro comprensorio. Detto ciò, abbiamo appreso e appurato che una povera ragazza di Favara, perché questi due ragazzi non erano residenti a Furcisiculo, ma ciò non toglie che, come se facessero parte ovviamente della nostra comunità, pur non essendo residenti, erano appunto due ragazzi che studiavano, lei appunto a Messina medicina, anche l'altro ragazzo, da quello che mi dicono. È chiaro che noi come comunità ci stringiamo intorno al dolore della famiglia di questa povera ragazza, ci stringiamo intorno al dolore di tutta la comunità di Favara. Con ogni probabilità le misure restrittive per contenere il contagio in Italia saranno prorogate fino o oltre Pasqua, quanto annunciato informalmente dal Ministro della Salute Roberto Speranza, spiegando che una valutazione in merito è stata compiuta dal Comitato Tecnico Scientifico. L'annuncio ufficiale è atteso al termine del primo Consiglio dei Ministri domani oppure giovedì. Ad ogni modo il posto emergenza sarà ancora sotto estrema vigilanza. Il dato provinciale dei contagi sale a 89 positivi in data di ieri, ma i conti non quadrano perché i casi divisi per città e aggiornati invece a 2 giorni fa ne contano 79. L'ASP comunica alla prefettura, che poi comunica alla stampa. Dati poco chiari e ormai superati. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Continuano i casi di coronavirus nella nostra provincia, secondo i dati diffusi dall'ASP di Agrigento per tramite il sito della prefettura, che sono così 79, per un complessivo di tamponi eseguiti pari a 888.
Dati che contrastano con quelli forniti dalla Protezione Civile Nazionale, che ne dichiarano 89. Il dato è alle 17 di ieri, 30 marzo. Secondo i numeri arrivati dall'ASP di Agrigento, il contagio ha registrato aumenti in questi comuni. Canicattì 1 in più e salgono a 3, Palma di Montechiaro 5, più 1 rispetto a ieri, Raffadali un altro contagio, per un totale di 3 persone, Santa Margherita del Belice siamo anche a 3 casi, mentre un altro contagio in più si registra a Sciacca, che per ora resta sempre il maggiore centro dell'Agrigentino, con un maggior numero di contaminati, 21. Intanto un nuovo appello tra i tanti che oggi si susseguono sui social da parte dei sindaci, arriva quello di Carmelo Paci, primo cittadino della città crispina, Ribera, verso le persone realmente bisognose. Questa mattina parliamo di persone realmente bisognose. Inizierei da quello che è successo questa notte. Come sapete, una persona, un senza tetto, è stato trovato per strada, sono stati allertati i carabinieri, mi hanno subito chiamato. Da notizie assunte, perché ho attivato già i servizi sociali, non si tratterebbe di una persona riberese, non ha la residenza a Ribera, quindi giuridicamente abbiamo meno leve. Nonostante ciò i servizi sociali hanno già contattato le strutture sanitarie, contatteremo il sindaco del comune di residenza e in qualche maniera si troverà una soluzione più consona rispetto a quello che è dormire fuori per questo senza tetto. Voglio parlare invece delle famiglie bisognose di Ribera, che sono sempre di più. Da stamattina si possono fare le richieste per i buoni spesa. Innanzitutto si possono fare tramite internet, basta collegarsi nel sito del Comune di Ribera, troverete il modulo, si fa la richiesta tramite internet senza uscire fuori di casa presso questo indirizzo: servizi sociali @comunediRibera.ag.it. Per tutte quelle persone che riescono a farlo senza uscire di casa, vi prego, non uscite di casa e fatelo comodamente. Per tutte le altre persone che purtroppo non ci riescono, questo modulo lo troverete nei tabaccai, supermercati e panifici. Riempirlo è semplicissimo, si deve allegare una fotocopia della carta d'identità e si deve imbucare in 2 luoghi. Troverete una bucalettere nel comando dei vigili urbani in via Brunelleschi e una bucalettere presso i servizi sociali nella zona Cozzo, per capirlo noi riberesi. Un appello: le persone che devono fare la domanda devono essere esclusivamente le famiglie bisognose, realmente bisognose. Per quale motivo? 2 motivi. Il primo, perché trattandosi di un'autodichiarazione, chiunque dichiari il falso, noi siamo costretti a fare dei controlli incrociati. In questo caso i servizi sociali, la politica non c'entra e non osserverà nessun documento, chiaramente. I servizi sociali e lo staff faranno dei controlli incrociati, quindi qualcuno rischia di essere anche denunciato per falso. Il secondo motivo, quello più importante, invece, è se il signor Carmelo Paci, che magari non ha bisogno, fa la domanda e viene erroneamente accettata, toglie soldi a qualche famiglia realmente bisognosa. Quindi vi prego, questa richiesta, e vi prego di diffonderlo, questo messaggio, la devono fare soltanto le tantissime famiglie bisognose. Noi già dal 9-10 marzo, assieme alla Caritas, alla San Vincenzo, alla Protezione Civile, abbiamo e continuiamo a assistere tantissime famiglie bisognose. Purtroppo le famiglie bisognose in questi ultimi giorni sono sempre di più. I buoni, per chi ne ha diritto, vi verranno consegnati a casa. L'assessore regionale alla sanità Ruggero Razza ha incontrato in videoconferenza i sindaci di Agrigento, Canicattì, Licata, Sciacca e Ribera, la presidente della commissione sanità all'ARS Margherita La Roccaruvolo, il direttore dell'azienda sanitaria Alessandro Mazzara e il direttore sanitario Gaetano Mancuso. È emerso che tutti i cittadini con sintomi Covid sono trattati separatamente e subito immessi nel ciclo di terapia. L'azienda sanitaria fornirà giornalmente a tutte le amministrazioni comunali i dati richiesti al fine di garantire l'adeguata azione da parte degli enti locali. È prevista l'attivazione in provincia di Agrigento di 203 posti letto per degenti Covid e 23 posti di terapia intensiva tra gli ospedali di Agrigento e Sciacca e anche a Caltanissetta in base ad un'apposita convenzione. Adesso i casi di contagi da coronavirus in Sicilia, che sono 1555, 76 i decessi, 71 i guariti. C'è il servizio.
Numeri in aumento in Sicilia e questo è il quadro riepilogativo della situazione nell'isola aggiornato alle 17 di ieri, lunedì 30 marzo, in merito all'emergenza coronavirus, così come comunicato dalla regione siciliana all'unità di crisi nazionale. Dall'inizio dei controlli i tamponi effettuati sono stati 14.758, di questi sono risultati positivi 1.555 più 95 rispetto all'altro ieri, mentre attualmente sono state contagiate 1.408 persone più 78. Sono ricoverati 559 pazienti più 37 rispetto a domenica 29, di cui 75 in terapia intensiva più 4, mentre 849 più 41 sono in isolamento domiciliare, 71 sono i guariti e questo è anche un numero positivo più 6, 76 invece le persone decedute, aumenta di 11 unità. Questa invece la divisione degli attuali positivi nelle varie province. Ad Agrigento ci sono 86 casi, un ricoverato, 2 guariti e un deceduto. A Caltanissetta sono 63, a Catania 405, ad Enna 183, a Messina 280, a Palermo 229, Ragusa 30, Siracusa 62, Trapani 70. Intanto il Comitato Tecnico Scientifico istituito dalla Regione Siciliana per l'emergenza coronavirus spiega: nell'ultima settimana la rete delle terapie intensive, le rianimazioni attivate in Sicilia per il trattamento dei pazienti affetti da Covid-19 che sono andati incontro a grave insufficienza respiratoria e ventilazione controllata con intubazione registra il recupero della funzione ventilatoria autonoma in una percentuale che oscilla dal 20 al 40% dei pazienti ammessi. Si tratta di una percentuale variabile in rapporto alla severità del quadro di esordio e alla fragilità dei pazienti, come l'età avanzata e le patologie concomitanti. Questo atto, sottolineano gli esperti, fa ben sperare perché è in linea con i migliori dati nazionali di recupero di tali gravissime forme di insufficienza respiratoria e conferma che un trattamento nei tempi giusti e con risorse disponibili che in queste ore si sta registrando grazie al contenimento e all'isolamento messo in atto su tutto il territorio regionale può permettere risultati in termini di salute pubblica altrimenti non raggiungibili. Il Comitato inoltre specifica che i pazienti dimessi dalle terapie intensive ovviamente non rientrano ancora nel novero dei guariti, ma le loro condizioni di salute, seppur ancora precarie, fanno ben sperare. Il contenimento della pandemia e stare a casa stanno permettendo un'adeguata e corretta assistenza nelle terapie intensive, ma invitiamo tutti a non abbassare la guardia e a continuare a rispettare le regole. È come se la crisi non fosse abbastanza accentuata a mettere in difficoltà le famiglie, e ci pensa anche il rincaro di alcuni prodotti alimentari. Margherita Tropiano. I consumatori si lamentano giustamente e ci sottopongono all'attenzione un'operazione in atto di vero e proprio sciacallaggio con l'aumento esponenziale dei prezzi di molti generi alimentari e in particolare di ortaggi, frutta e verdura. È qui che si tocca con mano una speculazione fortissima nel prezzo di vendita al dettaglio, rincari che vanno quando va bene al 50% ma in massima parte anche del 100%. Per fare un esempio, le arance da 1,30 € circa adesso vengono vendute a 2,50 €. Vi è più l'aggravante che, a parte qualche prodotto del quale viene mostrato il cartellino che guarda caso mantiene il prezzo, la maggioranza di ortaggi, frutta e verdura vengono esposti senza prezzo di vendita. Un fatto che viola la corretta osservanza della normativa di legge per la quale, sottolineiamo, il commerciante va incontro a sanzioni. Ciò premesso, abbiamo anche chiesto del perché di questo aumento. Ci hanno risposto che il prezzo d'acquisto alla fonte è lievitato e pertanto i commercianti devono adeguarsi. A questo punto diventa necessario fare chiarezza. Chiediamo per questo al Corpo Forestale, che è delegato ad effettuare i controlli, di attivarsi per capire chi rincara cosa, chi specula sulla pelle dei consumatori, chi non si rende conto che si stanno operando raccolte con carrelli solidari per i più poveri, chi si presta ad una operazione di saccheggio delle tasche dei già vessati cittadini.
Accorato appello della FIPE Confcommercio di Agrigento che chiede al sindaco Lillo Firetto un atto d'amore per la città, sospendere i tributi locali. Il video intervento di Gabriella Cucchiara, segretaria della Federazione Pubblici Esercizi di Agrigento. Vediamo. Fa suo l'appello lanciato su scala nazionale Gabriella Cucchiara, responsabile della FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, della Confcommercio di Agrigento, relativamente alla sospensione dei tributi locali e in considerazione dello stato di crisi nazionale che le imprese stanno attraversando per via dell'emergenza coronavirus. Scrivendo ai sindaci della nostra provincia, a partire dal primo cittadino di Agrigento, Cucchiara sottolinea che i tempi per una riapertura delle imprese del settore della ristorazione e intrattenimento sono lontani e pertanto è impossibile far fronte al pagamento delle tasse comunali, quindi bisogna predisporre gli atti per un rinvio dei tributi locali, tra i quali Tari e IMU. L'impatto che il Covid-19 ha avuto nelle nostre vite è stato devastante. Nel giro di nulla tutto è cambiato e ci siamo ritrovati catapultati in una realtà completamente differente da quella a cui eravamo abituati a vivere. Non abbiamo più nessuna certezza per il nostro futuro, ma non ci siamo mai fermati, mai ci fermeremo, specialmente in un momento così drammatico. Come associazione abbiamo continuato a lavorare accanto all'organo nazionale affinché il governo ascolti la nostra voce, che è quella degli imprenditori di tutta Italia, perché la nostra economia è al tracollo e sicuramente senza gli aiuti necessari non saremo più in grado di ripartire. Oggi però il nostro appello è rivolto nuovamente al nostro sindaco. Lillo, mi permetto di chiamarti per nome. Oggi è arrivato il momento di dimostrare l'amore e la vicinanza ai tuoi cittadini. Come presidente di categoria ti chiedo ancora una volta di sospendere i tributi locali. Le nostre imprese sono chiuse già da parecchio tempo e secondo il governo saremo gli ultimi a ripartire. E in un momento di così grande difficoltà è necessario salvaguardare la vita di tutti noi che rappresentiamo il tessuto economico di questa città. Oggi abbiamo bisogno di fatti, non abbiamo più bisogno di parole. Tra poco non saremo neanche in grado di mantenere le nostre famiglie, quindi mi sembra assurdo continuare a chiedere il pagamento di tutti questi tributi. Il segnale deve partire da te, deve partire dalla tua amministrazione. Altri sindaci si sono adeguati, si stanno adeguando a tutto questo, stanno cercando di salvaguardare i propri cittadini. È arrivato il momento che anche tu lo faccia, è arrivato il momento che anche tu dimostri di essere sindaco. E questo è quello per cui ti abbiamo votato. Siamo stati buoni, siamo stati propositivi, ci siamo rimasti nelle nostre case, abbiamo chiuso le nostre attività e aspettiamo. Ma sicuramente non staremo a guardare mentre se ne vanno in fumo tutti i sacrifici di una vita. Sicuramente ci batteremo. Noi stiamo facendo la nostra parte, anche tu devi iniziare a dimostra qualcosa a questi tuoi cittadini, dimostra la tua vicinanza, manda un segnale di positività, manda un segnale per un futuro diverso. Devi cominciare. A tutti gli imprenditori invece voglio dire che il Confcommercio non si ferma, certo, ma sicuramente è solo stando uniti riusciremo a fare qualcosa con noi, e riusciremo a fare qualcosa per noi. Dobbiamo fare sentire la nostra voce, dobbiamo fare sentire la nostra unione, non dobbiamo abbatterci, dobbiamo essere positivi, perché sicuramente ce la faremo, ce l'abbiamo sempre fatta, ci siamo sempre rialzati nonostante le difficoltà di ogni giorno. È sicuramente un dramma quello che stiamo vivendo, ma ce la faremo. E voglio essere positiva per il futuro. Voglio dire anche che oggi Confcommercio sta rappresentando non solo i propri associati, sta rappresentando tutti gli imprenditori del settore. Sicuramente non siamo soli nella nostra lotta, per questo dobbiamo restare uniti. Lillo, fai la tua parte come noi stiamo facendo la nostra.
Coronavirus, primi fondi per fronteggiare la povertà, il nuovo decreto del governo nazionale che destina complessivamente 400 milioni di euro per consentire ai municipi di impegnare risorse specifiche per la povertà. In particolare l'atto destina l'80% delle somme per circa 320 milioni ai singoli comuni, assegnando agli stessi somme in proporzione alla popolazione residente e il restante 20% applicando un coefficiente di povertà, per così dire. Su questo c'è un intervento del deputato nazionale del Movimento 5 Stelle l'agrigentino Michele Sodano. Vediamo. Per molte famiglie sono finiti i soldi necessari per comprare i generi alimentari. Dal governo 4 milioni di euro alla provincia di Agrigento che i sindaci dovranno utilizzare immediatamente per erogare i buoni spesa alle persone più bisognose. Nessuno deve rimanere indietro. Questo è il videomessaggio inviatoci dall'onorevole Sodano di 5 Stelle, componente della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati. Cari concittadini, buongiorno. Prima di tutto voglio ringraziare la grande rete della solidarietà di Agrigento. Penso ai volontari della Caritas, ai volontari di strada, ai volontari della protezione civile, che tempestivamente hanno dato un grande aiuto a chi in questo momento si trova in una situazione di grave difficoltà economica. L'emergenza del coronavirus ci sta facendo riscoprire il senso della responsabilità e il senso della solidarietà, dell'aiutare il prossimo. Oggi anche lo Stato si unisce a questa missione, quella di aiutare chi non riesce più a fare la spesa, chi non può più portare a casa il pane e il latte per sfamare i propri figli. E purtroppo di queste persone ce ne sono tante. Così con il DPCM del 28 marzo abbiamo stanziato su tutto il territorio nazionale 400 milioni di euro che i sindaci dovranno spendere con l'obbligo di erogare buoni spesa, beni alimentari e farmaci a chi ne ha più bisogno. E non sono 7 euro a testa come dice qualche buontempone. Nella nostra provincia di Agrigento, per esempio, arriveranno 4 milioni di euro. Faccio qualche esempio: 444.000 euro ad Agrigento, circa 300.000 euro a Canicattì e a Favara, 155.000 euro a Porto Empedocle. Noi vigileremo su queste somme, collaboreremo con i sindaci per fare in modo che vengano destinate a tutti coloro che ne hanno veramente bisogno, perché nessuno deve rimanere indietro. Voglio concludere questo messaggio facendo i migliori auguri al marito della sindaca di Porto Empedocle, Ida Carmina, che è stato colpito dal Covid-19. Andrà tutto bene. Ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Il sindaco di Comitini, Nino Contino, che è anche un medico, propone di valutare la presenza del coronavirus attraverso il sangue e non le mucose. Il nostro direttore Arturo Cantella. Dottore Contino, lei ha lanciato oggi un'iniziativa sicuramente molto interessante e originale. Ricordiamo che lei è un medico. Perché non esami sierologici a tappeto? Ecco, c'è questa iniziativa, ce la spiega gentilmente? Ad oggi non c'è stato l'indirizzo del governo ad autorizzare i laboratori sia pubblici che privati ad effettuare esami sierologici. Io ritengo in questo momento importantissimo. Ad oggi si fanno esclusivamente i tamponi faringei, che sono quelle metodiche che permettono di prelevare del muco, del materiale serioso dall'orino faringe, e quindi questi ci permettono di ricercare il virus quando è presente. L'esame serologico ha delle potenzialità, perché noi potremmo individuare le persone che hanno alti valori di immunoglobuline, quindi significherebbe che sono persone attualmente con il virus operativo, ma ha anche un'altra finalità. Noi possiamo individuare le persone che già sono immuni, che hanno avuto il contatto con il virus e che non hanno avuto nemmeno sintomatologia. L'importanza di questo esame, di questa ricerca, è quello di avere a disposizione persone che sono operative. Quindi noi facciamo il caso che noi estendiamo questo tipo di ricerca negli operatori sanitari, di chi si occupa della distribuzione degli alimenti,
docenti, chi ha relazione con il pubblico, quindi noi andremo a individuare persone immunizzate e in questo contesto di pericolo, di rischio di infezione abbiamo delle persone che sono immuni, quindi potrebbero prestare i loro servizi. Io lo ritengo di importanza notevole. Si tratta di un esame molto semplice da condurre, sono dei kit che costano anche pochissimo. I kit possono essere dati famiglia per famiglia alle persone interessate, la persona se lo fa a casa, è come il tipico test che si fanno a casa, i test di gravidanza, non si fanno con sangue, si fanno con altre cose, fa con una gocciolina di sangue in un kit e ti dà l'esito che poi può essere letto da un operatore o anche dalla persona interessata. Come mai nessuno ci ha pensato, dottore Contino? Guardi, non lo so se qualcuno ci ha pensato o meno, a me risulta che qualche laboratorio di analisi già si era fornita, ma non è dotato di idonee autorizzazioni. Non lo so perché non vengano autorizzate. Probabilmente la difficoltà è legata al fatto che i laboratori autorizzati devono essere in condizione di poter ricevere persone che possono risultare anche portatori del virus, quindi c'è tutta una pratica da seguire, ma considerando che trattandosi i kit il problema verrebbe superato perché potrebbero essere distribuiti casa per casa. Adesso smorziamo i toni e vi mostriamo i video degli italiani a casa. Guardate. Easy no, no need to go down. Rock that run, that this how we from. Easy no, no need to go down. Easy no, no need to go down. Rock that run, that this how we from. E giovedì prossimo 2 aprile, dopodomani, sarà la giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo. Prende piede un'iniziativa virtuale, il servizio. Il 2 aprile ricorre la giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo. Oggi più che mai le famiglie vogliono che si puntino i riflettori sulle necessità e le difficoltà che vivono sotto la paura e le costrizioni a casa imposte dalla pandemia. Nasce così l'idea di mobilitare gli utenti dei social attraverso un'iniziativa virtuale che rappresenti l'abbraccio sincero rivolto alle famiglie speciali e ai loro figli. L'idea è il frutto della collaborazione tra l'Associazione Vita Autismo Onlus, l'ASP tramite il distretto di Agrigento, l'Ufficio dei Disabili Gravissimi, il Servizio di Sociologia, Educazione alla Salute, le scuole, l'Associazione Panica Musica, il Centro Antiviolenza e Antistalking, Telefono Aiuto di Agrigento, i club service, musicisti, attori, artisti e giornalisti. Si tratterà di realizzare un breve videomessaggio di solidarietà che dovrà terminare con l'hashtag Insieme per l'autismo, dovrà essere pubblicato sui propri profili e condiviso al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica su questa tematica. Il 2 aprile è questa giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo. Il coronavirus ci costringe a stare bloccati in casa e tutto quello che di solito le associazioni fanno per mettere in moto questa macchina che oggi si è messa in moto alla RAI, a quanto pare, ne hanno già parlato, siamo costretti a rimanere, a crearci qualcosa da casa. E allora, un po' contattandoci tra di noi associazioni, è venuta fuori l'idea di fare qualcosa di virtuale, un po' come si è fatto l'altro giorno per la giornata di Dante, e quindi mobilitare un po' il popolo di Facebook e quello di Instagram principalmente, promuovendo questa iniziativa. L'iniziativa in cosa consiste? Che ciascuno di noi, di chi se la sente di fare, deve pubblicare sul suo profilo Facebook un breve videomessaggio in cui dice di aderire come giornalista, come musicista, come attore, quindi proprio abbiamo fatto tutte le categorie per dire ci sono tutti. In pratica quindi fanno questo breve videomessaggio in cui
dicono di essere vicini alle famiglie che hanno questa patologia, soprattutto adesso perché noi famiglie abbiamo tante difficoltà a tenere i nostri figli dentro casa e qui non se ne sta parlando di niente, ci sono 1000 DPCM e non c'è mai un trasiletto che dica. Molti sindaci si sono mobilitati, hanno fatto ordinanze in cui concedono per esempio i brevi uscite in macchina a questi ragazzi, hanno routine stravolte, quindi per noi è difficile. Ma diciamo, lasciamo stare questo, in verità l'iniziativa non vuole proprio aprire polemiche, ma vuole essere un momento per dire il mondo dello sport, della televisione, del giornalismo c'è ed è sempre presente accanto alle famiglie. Il video deve terminare con un hashtag, sai il simbolo quello del cancelletto, con la scrittina Insieme per l'autismo, che diciamo sarà l'elemento che unirà tutti questi video che verranno promossi in tutte le varie bacheche. L'iniziativa qui, oltre che da me, è supportata, infatti in questo video che io pubblicherò domani, che è un video promozionale, è supportata da ASP con il servizio di sociologia con Giorgio Patti, poi con l'unità operativa educazione alla salute del dottor Alaimo, perché con loro avevamo deciso di fare questo progetto. Poi dietro ci sono ancora l'associazione il telefono aiuto e Panica Musica. Sarà una Santa Pasqua diversa per i fedeli secondo quanto fatto sapere dall'Arcidiocesi di Agrigento. Tutte le celebrazioni saranno però trasmesse in streaming. Anche in questo tempo particolare, scrive l'Arcivescovo di Agrigento Francesco Montenegro, che stiamo vivendo, siamo chiamati a celebrarlo nel miglior modo possibile. Ai fedeli è chiesto di unirsi alla preghiera nelle proprie abitazioni, anche dunque attraverso lo streaming. Gli agrigentini potranno assistere alle celebrazioni della Settimana Santa direttamente a casa. L'Arcidiocesi ha stilato un calendario pasquale ed anche un link utile a guardare tutte le celebrazioni in diretta Facebook. Si inizia il 5 aprile, Domenica delle Palme, alle 11:30, commemorazione dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme, celebrazione eucaristica presieduta personalmente dall'Arcivescovo di Agrigento. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. In chiusura, prima della sigla, vi mostriamo un video realizzato per voi da Enzo Gagliardo. A presto. Una esortazione a restare a casa, una musica che a tratti è imperativa, sferzante, accompagna immagini di normalità, quella ritenuta spesso ripetitiva che adesso, nella consapevolezza di un nemico invisibile che ci costringe a casa e muta completamente i nostri costumi umani e sociali, diventa qualcosa a cui tendere come desiderio lontano, un mix calibrato di stimolo a stare a casa e speranza, realizzato con bravura e professionalità dal nostro Enzo Gagliardo. Noi vi proponiamo il video.